Nuragica c'è scritto lì. Lino, disoccupati di Sinai. Profezia nuragica. Fin dal tempo dei tempi la gente di Sardegna aveva 4 occhi e 4 braccia. Costruirono sulle alture case di pietra nera per difendersi dal nemico. Poi vennero genti dal mare, hanno fatto l'incantesimo. C'è un articolo che avevo fatto io. Avevamo riportato il calendario. Cultura Utalabi, cosa vuol dire? È un grido che facevano i sardi quando andavano a cercare di riappropriarsi quello che li stavano portando via gli arabi. E quindi col grido Utalabi facevano una specie di grido di lotta. Ecco. Sarebbe la cultura Sarda. come su un ponidore, lo vedi che sgrettola? La vedi? Perché? Questa in pratica è la cultura sarda che si sta sgretolando, capito? Questo. È senza sono esigenze, è prima di tutto su combattimento, per l'esistenza nazionale che scotta da questa cultura e ovvero disposta da questa creazione. Possa liberazioni nazionali, possa Possa lotta lotta dei dei classi. classi. Questo Cultura Utalabi. Questo è Sempre il grido di... il primo anno ne avevamo venduto più di 1 migliaio, lo dovevamo lire, capito? Oppure a offerta, capito? Non è che era proprio a scopo, Pastori era a non scopo ave- perché dovevamo fare il giornale. Per finanziarvi. E quindi andavamo in tutta la Sardegna. Pastori non arrendersi. Bellissime queste cose. E qui parla che i sardi si dovevano consorziare, capito? Perché il camminetto ci fai quasi tutto, capito? Dormi, che se io molte volte ci ho anche dormito qua. E poi molte volte mi metto la seggiola e lo uso come tavolo, capito, per mangiare. Mi metto e quindi metti il piatto. Quando c'è proprio freddo, allora lo uso così, capito? Sono qui a casa di Tonino Adamu e oggi mi ha invitato a casa sua per farmi vedere alcune delle cose. Che facevamo anni fa. Ha creato tante cose, una radio, un giornale, hanno fatto dei poster. Che non c'era solo il nostro gruppo, c'era il periodo che c'era Bainzu Viliu. Poi ci sono stati tutti quei movimenti di dottore Meloni, eccetera. Tutto un periodo che si faceva tutta una propaganda per la questione dell'indipendenza della Sardegna. Il Partito Sardo aveva il 2, 3, manco il 3% di votanti. Noi non eravamo nel Partito Sardo, era solo una questione di spostare i voti dallo Stato italiano per la questione della Sardegna, era soltanto una cosa strategica, non che io mi rivedevo nel Partito Sardo, capito? Aveva preso il 13, quasi il 14% di votanti. Dal 2, che avevano fatto Mario Melisi come presidente della regione. La militanza la facevamo noi. Ma poi ha funzionato tutto questo lavoro? Ecco, quello è che non ha funzionato. Mario Melisi, che poi era il leader del Partito Sardo, e quindi tutte le cose, la continuazione territoriale, la lingua sarda, un sacco di cose che loro avevano tutto nel loro statuto. No, quello non l'hanno assolutamente portato avanti niente. Magari dicevano, ma noi l'abbiamo proposto, ce l'hanno rifiutato, per esempio. Però il rifiuto lo metti in lotta alla gente, non è che se ti rifiutano allora riattacchi ancora più massimo. E invece sono completamente stati zitti. La gente allora queste cose le sentiva. E quindi hanno votato il partito magari per una questione di indipendenza anche. Poi ho fatto le olive, queste sono del mio terreno, queste. Li ho cotte un po' Un po' troppo.
Ah, però è una crema, no? Ne assaggio una. E ti prendi come vuoi, con le mani, è una crema, capito? Lo vedi? Ci devo mettere le lucettine intorno, però Lì sembra di essere al pub. Voglio farvi vedere, ragazzi, l'angolo bar di Tonino è un angolo bar che è spettacolare. Ah, vedi che c'hai la scritta Irish Whiskey, mi ricorda proprio l'Irish Pub. Guardate, è fatto tutto di legno, così bellino. Queste sono le candeline che si aprono, si accendono, fanno la luce soffusa. Guardate che bello come è organizzato qui. Adesso il frigo è staccato, però questo è l'angolo bar dove quando vengono gli amici a discutere di tante cose, tutti i giovani. Qua si mangia a questo tavolo immenso, enorme, dove ci stanno 30 persone in questo tavolo, volendo. E qua l'angolo bar, bellissimo. Torneremo magari un giorno in cui è operativo e vediamo anche come funziona. Questo è costruito tutto da te, tutto da me. tutto in legno. Guardate che bello con le canne. È fatto, diciamo così, senza progetto ingegneristico, è stato Sul momento. sul momento. Ah, guardate qua come funziona. Cioè, fantastico. Tutto il legno. È tutto castagno, questo è tutto castagno, capito? È molto lavorabile, però è molto pregiato. Non è il migliore, ma non è neanche Il peggiore. il peggiore. Però si può lavorare questo, capito? Perché è morbido, capito? Guardate che belle queste panche fatte così, sono anche molto comode. È proprio all'altezza giusta lo schienale. Io quando l'ho fatto mi sono seduto prima di fare le panche. Ragazzi, è comodissimo. Capito? E quindi ti metti così, perché io ci dormo. Nella panca. Nella panca io ci dormo. Abbiamo fatto una cena, eravamo una ventina, era pulire tutto, capito? Poi ci lì vuole. ci sono tutti i libri, tutti quelli Lenin, Marx, Mao Zedong. Lo vedi, questo è Che Guevara, capito? Ci sono varie tipologie di argomenti che loro trattavano, capito? Lo devo ritrovare. La cantava Antonietto Salis. Legna del resparo, de sparo e de fuoco e de sparo, Sardegna se terra. I cottello stuso, quanta popezzi angioni e gottetto e popezze bruccetto. Ma prima io uscivo sempre. Perché poi invece non c'è più quello che c'era prima. Prima si giocava a calcetto, c'era il setter aperto e quindi in pratica c'era gente, cioè non c'è più nessuno. Che carne è? No, è un palasangue, cioè, il calore lo fa continuare a scongelare. Sì, sì. Lo vedi che si sta già stirando, è già tutto. Cin cin. Buon pro. Buono. Poi ti possono chiamare. Troviamo magari anche qualche tuo vecchio amico. Sicuro, capito? La vuoi vedere la Spacca Rossa? Qua c'è l'ufficio di collocamento quasi tutti i paesi. E quindi l'avevano spostato tutto a quarto e quindi ha creato tutto un casino. E noi il giorno abbiamo fatto la protesta, abbiamo convogliato tutti i disoccupati dei paesi, capito? Io sono sposato, mia moglie è morta. Mi dispiace. Ecco, avevo trovato la mia dimensione sposandomi, poi è morta e sono rimasto nuovamente
senza amici, amici successo di molto tutto tempo fa. tipo. Nell'83, quello è stata un'altra esperienza brutta. Sono rimasto un anno che ero completamente come se fossi lommobizzato. E questo l'ho requisito piano piano. Figli non ne ho perché mia moglie l'ho messa incinta. Non l'ha voluto portare avanti, quindi ho avuto l'aborto. Se no un figlio. Avete avuto. C'è un sacco di soprannomi, patata. Perché patata? Sei piccolino. Poi altri mi chiamano Golia, Ah, ok, perché sei enorme. altri maciste. Io con altri miei coetanei avevamo fatto il campo e si chiamava su gambe Battatina. Comunque c'erano 3 o 4 squadre che la domenica andavano su gambe Battatina che facevamo una specie di torneo. Noi avevamo raccolto le pietre, avevamo fatto tutto un giro e quindi lì si giocava a calcetto. La porta erano porte di pietra da una parte all'altra, bellissimo. capito? Se non hai allenamento, magari. Comunque il giorno che è passato, Allora, dai, allora ti va bene così a te. Da una parte è già cotta troppo, però metti subito sale, dai, mettitelo nel piatto. allora, questa mi sa che la prendo io. Prendi Questa forchetta? No, la forchetta. E Però avevo l'altro piatto. Dov'è? mettiamo il sale? Dai, adesso ce li ho i contenitori, però adesso mettiamo. In pratica il sardo si chiama. Hai ragione tu, va mangiata Bisogna proprio. mangiarla subito quando è calda. Ha fatto questa crosticina. Facevamo un'ora di jazz alla Rai, commentato. Bello. Cioè io, per esempio, per la tomba dei giganti, Di sconcia. di Sconcia, sai, con quei ragazzi siamo andati a dormire lì. Alla tomba Abbiamo dei giganti. passato la notte lì e abbiamo fatto il fuoco, ci siamo messi tutti in giro, e abbiamo cotto la carne, peperoni, tutto quanto e abbiamo mangiato lì. Poi a che si è fatto un canto, a che sapeva suonare quel corno enorme, abbiamo dormito lì e l'indomani veniva la gente, perché mi sembra che era di sabato, quindi l'indomani era la domenica. E quindi ci hanno trovati a dormire lì, capito? Mi hanno detto, Antonio, dobbiamo andare alla tomba dei giganti a dormire, vieni. La prima volta non sono andato, l'hanno fatto per 2 volte. E la seconda volta sono andato. una E quindi volta. sono rimasto con loro a dormire lì e tutto quanto. E noi abbiamo dormito tutti all'ingresso della tomba. Vado in Corsica e lui incontra questa ragazza. E quindi si conoscono, vanno a ballare, cioè si fa una vacanza con questa della Corsica che magari parlava in francese, poi non lo so come si capivano tra di loro, capito? No, a un certo punto, quando arriva il paese, ci vede, si vanta che aveva avuto questa. No, mica mi sono fatto questa. Ma di lui. Della ragazza. No, non mi ricordo perché. Però vedevamo la sua depressione quando era ritornata da lì, si dovevano scrivere tutto quanto. E comunque alla fine, quando non la scriveva più, tra noi abbiamo detto, ma mica lo vediamo così depresso. Perché non lo scriviamo noi? Dalla Corsica. Ragazzi dell'Arco, l'abbiamo scritto noi, da parte di lei, a lui. Ti sto dicendo per scherzo. Per scherzo, E avete tu hai mandato. detto, come ci divertivamo noi la volta? Al posto di lei, poi facevo da postino io e un altro. Poi l'ho scritto, era francese e sardo. E quanto è durata questa corrispondenza? Fin quando alla fine, se non glielo diciamo, questo si muore.
L'ha scoperto lui, poi dopo se l'ha immaginato, ma dopo morto. Cioè, effettivamente, quando tu riesci ad arrivare a una coscienza politica, è come se ce l'hai nel tuo DNA. La coscienza politica, quando ti entra, non se ne va più, a meno che non sia un testa di cazzo. Se non sei un testa di cazzo, ti rimane sempre. Però un periodo la gente aveva la mentalità un pochettino di comunicarsi di più. Per tenere una radio in piedi ci vogliono soldi. Noi abbiamo fatto la radio, però eravamo contrari a fare una pubblicità per che cazzo ne so, per un... Noi eravamo contro il capitalismo, contro i ricchi, quindi mica potevamo fare una propaganda per un imprenditore edile di un certo tipo. Facevamo le prove, ci allenavamo per andare alle manifestazioni. Gli slogan da gridare, tutto quanto, capito? Cioè, ma non c'eravamo solo noi, c'erano anche altri ragazzi. Quello è una cosa che per esempio mi manca, capito? Per me è faticoso, capito? Cioè, non riesco a strollarmi di dosso, cioè il mattone che per esempio ho addosso delle situazioni sociali che si vivono e tutto quanto, capito? E perché c'è così tanta spazzatura in campagna? Questo sistema crea la maleducazione. La gente è maleducata, ma non quando sono nati perché vogliono inquinare la famiglia. Sono inquinate dallo Stato, dal potere, da tutto quello che ti propinano, capito? Il sistema capitalistico maleduca la gente, è maleducato. Noi stiamo vivendo nel sistema capitalistico. Se non ce lo togliamo dei coglioni, ragazzi, la gente non butterà solo immondezza, butterà merda, sta sempre buttando merda. Ognuno cerca di salvarsi, Siamo diventati... ognuno vuole essere poco più in là dell'altro, che l'altro ti vuole guardare dal suo punto di vista più economico o si veste più di un'altra maniera, ma solo per atteggiamento, non è che... gli amici sono proprio quelli che nel momento del bisogno sono con te, quelli sono gli amici, capito? Se l'economia si produceva per la distribuzione sociale, non per accumulazione, per concorrenza, eccetera. No, non esisteva niente che poteva creare malavita o tutto, perché tutti avevano Tutto quello che che le serviva, che cazzo me ne frega. Chiaramente deve partecipare a produrre e tutto quanto, deve partecipare, non è che resti a casa tua senza... quello non va bene. Per dire, tutti devono essere complici per tutto Però c'è chi l'insieme. vuole guadagnare tantissimissimo. Ma è una cosa sua personale del cazzo, perché è un testa di cazzo. Ci sono i miliardari. No, dici... Tutto questo sperimentale, sono arrivati anche a Marte, capito? Però devi pensare a quello che sta succedendo. Ma lo sa per andare a Marte tutto quello che si è inquinato. No, stai distruggendo il pianeta andando a Marte. Prima fai vivere i tuoi terrieri o quello che vuoi bene. Poi se vogliamo toglierci una soddisfazione, cerchiamo di andare a Marte per vedere che cazzo c'è. Prima pensa a dove vivi, a come ti sviluppi, a come di non esserci manco un minimo morto nel tuo universo, il tuo essere sociale, è quello che devi salvaguardare. Quando hai fatto quello, ci stiamo annoiando, ci stiamo rompendo le scatole, vediamo se possiamo andare a vedere se c'è un nostro cugino o un altro nostro simile in un altro posto. Sì, ma che questo sarebbe, che piacere sarebbe, qual è la goduria perché sei un altro pianeta, perché sei a Marte.
perché gli altri non ci sono andati, ci sei andato solo tu. Quello è il tipo di cosa. Dopo un paio di anni potresti anche tornare indietro, eh. Ma quello non c'è Magari ti trattieni. ragazzi. Vabbè, adesso stiamo fantasticando. Certo, sei più bello di quello, ragazzasco, amarrambaci. Come fai uno a non stare dove gli piace di più? È la cosa più bella, ragazzo. Se so che siete ancora così, con tutta questa... Per quanto posso vivere anche così, però preferisco a stare dove sto meglio, dove è più piacevole. A Marti. Se esiste quello, allora ci vado subito, capito? No? Io, diciamo così, ideologicamente, anche se magari adesso appartengo alla classe dei proletari, capito? Poi c'è la classe dei borghesi, capito? Quindi, se nel nostro sistema sociale la classe proletaria a livello di potere ha quasi niente. Ma se un altro pianeta hanno già sviluppato la lotta di classe e quindi invece di esserci la borghesia a comando c'è il proletariato e quindi loro sono già a posto, non hanno bisogno degli altri pianeti perché loro hanno già sviluppato la loro esistenza che si chiama materialistica. Nasci, ti sviluppi e muori. La società del capitalismo, a parte che ci sono state le altre, del feudalismo, di tutte le altre prima del capitalismo. Ecco qua. Peggiorerà in una certa maniera, però ci saranno quelli che nasceranno dopo di noi, che dopo tutto questo casino che è successo, se per esempio 300 anni dopo di noi nascono altri figli, lo sa cosa possono dire? Ma gente come noi possono pensare, ma che cazzo di gente era? No, ce n'è ancora. Hai capito? Che fra 1000 anni diranno, Mizza, ma questi qua... Quelli lì. Io ne uscirò fuori da... No, guarda che io per tanti anni, nonostante non avevo fatto niente, però per 12 anni, 13 anni ho fatto la militanza. Se tu il sistema lo lasci andare così, sta facendo il suo seguito di distruzione alla fine. Bisogna fermarli e cercare di, prima ancora che si arriva alla completamente distruzione, Di fare qualcosa. di fare qualcosa. E secondo te Ma- non sarà possibile una cosa così? Io sto dicendo che poi può. gli uomini più avanti, almeno questo ottimismo, io lo penso e so che è così perché si vedono anche i fatti. E quindi così è riuscito a curarsi la lingua. La voglio solo provare. No, non ti succede niente. No. Se ti puoi allungare di più, tira il piede. No. Ma l'hai fatta tu questa? L'hai fatta tu. È comodissima. Cioè, ma stai scherzando? Poi distruggi. Allora, sei nel computer. Il computer ce l'hai qua. L'ho già provato. Ok, siediti tu, no, l'ho allungata. Dai, fai provare. Adesso- Perfetta. No, no, vabbè, la devi devo imparare ad comandare. usarla. La devi comandare perché per fare quello... È ridicolo, vabbè. È ridicolo che è una cosa sovraumana
riesca. E poi che cosa ha creato? Cioè, ha creato 100.000 animali diversi. Ha creato il predatore e quello che subisce. Ha creato una merda a tutto. Le alluvioni, i Tsunami, i fulmini. questo non si contano più queste. Chi le ha create queste cose? No? Il tuo Dio resta nel tuo cervello. Perché se tu non avevi il cervello, come cazzo facevi a inventare Dio? I cani mica inventano Dio. Non c'hanno, il cervello ce l'hanno, però. E poi in ogni parte del mondo, ognuno ha avuto la proprio sua Dio. visione. Mica si è trovato un Dio uguale per tutti.